You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Vabbè, adesso arriviamo a Waterloo. Guardiamo. Anche se veramente, io te lo dico onestamente, siamo partiti. Cioè all'inizio credevo che questo viaggio qui fosse, innanzitutto fosse più corto. E poi credevo che saremmo riusciti a decidere un po' di più quello che avremmo fatto. Invece alla fine questa macchina qui ci ha portato dove ha voluto lei, dove poi ci ha portato da persone che ci hanno indirizzato in posti. Ma io non credo che sia tutta colpa sua. Cioè che ci sia qualcosa di più. Sì. Ma che cosa? È quello che non riesco a capire. È come se la sua capacità decisionale non fosse, cioè non derivasse da un nostro poco controllo. A me sembra che sia successo tutto per puro caso. Cioè eravamo a darci trezza. Ma i momenti in cui lei ha deciso, io non c'ero mica. Cioè come se non ci fossi stato. Why does my heart feel so red? Why does my soul feel so red? Why does my heart feel so red? Però a me piace il Lussemburgo, va. Dai, va, mi piace qua, mi piace un sacco, che te devo dire? Ah, Lussemburgo Ah, era un va. bel posto. Ah va, mi piace, dai guerrieri. A Lussemburgo! Ah, mi piaci! Moglie faccio il cucchiaio. Poi io faccio il cucchiaio, così poi vado dalla fidanzata mia. Che avrà pensato a Totti quando ha tirato il rigore contro Come loro? glielo tiro? Poi gli Glielo faccio tiro. il cucchiaio. Io faccio il cucchiaio e gliela tiro che ci rimane del merda. E poi la dedico alla fidanzata mia, che pezzo la di figa. dedico a te, oh, pezzo di figa. Ah, oh! Io ci sarò! Ci sarò! Con tutto il mio entusiasmo! Con tutta la rabbia che c'è in me! Cancro. Momento unico per amore e lavoro, in virtù di una situazione astrale unica. A letto non vi sta dietro nessuno, ed in ufficio ogni vostro ordine è eseguito come se fosse un dogma. Siete una persona affascinante e di successo. Siete contento? Peccato che mi sono sbagliato questo acquario! Il leone va di merda! Cancro. A sparido della spiriguda dell'antari del cosetto e fuori il carico mentari si stopito. Che cosa? La merda rosa che in bocca tua riposa che... Oh! Abdul Ujambar Nyare Malaikala. Ah, stiamo entrando in Belgio. E Belgio fa rima con proprio poco. Infatti, e lo dico non per gioco, in questo momento mi viene un coro dall'interno. Bello il Belgio, ma è sempre meglio Palermo. Cacchio! Cioè, con che signorilità l'hai presa questa? Che stai facendo? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ho detto Palermo. È bello il Belgio, ma vorrei essere a Palermo. Non riesci neanche più a dirlo. Non mi conto tutto, che te lo
cioccolato, mamma che ne tenuto il cioccolato! Ma non lo fanno al cioccolato! A casa mia lo fa! Secondo me la roulotte è una gran cagata, posso dirlo? Saranno contenti tutti i produttori di roulotte in questo momento che ci stanno Ma guardando. dove cacchio vai? Sei uno straccione! Ma dai, ma cosa? Affittati delle camere! Magari uno non c'ha i soldi. Prendi le camere d'albergo! Eh? Cos'è questa casa dove si cagano, fanno, bregano, vanno a dormire? È la roulotte, Ma no? una roulotte, ma cos'è? È una roulotte, no? È una casa viaggiante, che vuol dire? Una casa viaggiante. C'entrano i viaggi con la casa. Mettere insieme due cose che non O c'entrano. fai un viaggio o stai a O casa. stai in viaggio o stai a casa. Non viaggi in casa così, eh? Però questa è la in tanti, la roulotte. Ma che sono degli imbecilli. Madonna mia. Stupidi. Ma che si scanciassi andasse in prato, si sprantega tutta la tua cazzo di roulotte. Ma roba da matti. Ma si può. Io ti arresterei. Ma poverini, ma sono in vacanza. E lei c'è la roulotte? Ma io veramente. Fuori! Fuori! Perché quelli che viaggiano in pullman, questi qua che viaggiano in pullman, ma comprati una BMW, una Mercedes. Guardate qua a destra c'è il lago. Non mi rompere i coglioni! Li vedi anche tu? And tenderness is what I feel for you. I loved you from the very start. What else could I do? You read my mind, you made me cry. Time stood still, and now I know. Vediamo, sì. Vorrei tanto sapere perché si doveva a tutti i costi passare da qui. È la prima volta che mi rendo conto di essere stato trasportato qui mio malgrado, da qualcosa di sovrumano, da una forza superiore che aveva calcolato tutto già molto tempo prima. Io qui da solo non ci sarei mai venuto. Prendi la cartina. Ce l'hai tu la cartina? Non ce l'ho io la cartina. Sì che ce l'hai tu la cartina, l'ho data a te io la cartina! Ma cosa dici? L'hai usata tu ieri sera! Ma non è vero, non ce l'ho mai avuta io la cartina! L'abbiamo usata per il cielo! Quale cielo? Quella che ci siamo fatti insieme! Ma c'era io al vicino con te ieri! E io l'ho fumata con te! Sei un bastardo! A flame becomes a fading light that burns inside my heart. Ma non ci siamo già passati di qui? The castle in the sand, it had to fall apart. Dammi l'acqua. Non ce l'ho l'acqua! È finita! Dove è l'acqua? Ma chi l'ha finita? L'abbiamo usata per la pipa d'acqua ieri sera! No, non è vero! Sì! Ma perché ti droghi sempre da solo? No, cazzo, no! È finita! Luca, non si vede più niente qua. Dammi i cerini, dai. Non ce l'ho i cerini! Ma come non ce l'hai i cerini? Ci abbiamo scaldato il fumo ieri sera! Non è vero, non l'ho fumato io! Ma sì che hai fumato eri con me! Bastardo! Stai tranquillo, dai. Non sono tranquillo, Luca. Stai tranquillo. Non sono tranquillo. C'è qualcosa che non va. Paolo, non è vero? Sento delle presenze! Non è vero, Paolo! Sento della gente qua vicino! Non c'è nessuno! Lui chi è? Oddio! Già!